hai la risposta prima o poi. È vero, potevo fare una domanda ad Alexa e poi gli ascoltatori ci chiamano. Alexa, quanto io sono Claudia da Radio Popolare e mi occupo dei banchetti. E non si spegne. Vabbè, stanno andando in onda. Dei banchetti Ma e dei biglietti dell'operazione primavera. Parliamo, cioè, ce la risolviamo a livello internazionale la prossima vicenda. E anche i fumetti. Qui con gli Stati Uniti andiamo diretti, Trump, senti un po', tu ci avrai il Mississippi, grande, lungo, finché vuoi, noi abbiamo l'Olona intanto qua nel Legnanese. Tu avevi la compagnia del Mississippi che è fallita, noi abbiamo ancora il consorzio del fiume Olona da 400 e passa anni. Cioè, il Mississippi è un po' più grande, l'Olona è un po' più piccolo, il consorzio del Mississippi se n'è andato e il consorzio del fiume Olona c'è ancora dal 1610. Adesso chiediamo se è confermata questa cosa al presidente del consorzio Fiume Olona che è qui con noi, che è Giovanni Maria Nidasio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E perché ci bulliamo del fatto che il consorzio Mississippi se ne sia andato, il consorzio Olona rimane? No, non è questione di bullarsi, è perché essendo praticamente il consorzio più vecchio del mondo, il consorzio Fiume Olona, e la compagnia del Mississippi era appunto nata intorno al 1700 ed era era strutturata un po' come consortile, però è fallita. Quindi già gli davamo un secolo di in più. Esatto. In più quelli sono falliti. E il consorzio Fiume Olona continua. 7 maggio 1610, Ducato di Milano e Regno di Spagna, mi dicono i ben informati la nascita del consorzio. Hai fatto bene a puntualizzare perché sembrava che tu la sapessi invece. Ma no, io dico, mi hanno raccontato, mi sono documentato, mi hanno raccontato. Però, sai Massimo, dicevi, oggi c'è il sole che ci sbatte negli occhi e non so quanto dureremo ancora così. Infatti io lo intravedo, Giovanni Maria Nidasio, cioè pioveva, e quando piove a Milano abbiamo sempre zona Niguarda, zona Lambrate e si dice e sappiamo bene cosa succede, e Landro e il Seveso, e qui vogliamo capire, quando raccontiamo il territorio, i temi trasversali, l'Olona come siamo messi? E voi come consorzio cosa... perché esistete per? Allora, il consorzio è nato proprio per la gestione originariamente lo scopo era prevalentemente irriguo e di forza motrice. Forza motrice allora erano i mulini, che erano un esempio di estrema necessità, perché l'Olona è costituito nella sua, lungo il suo alveo, tantissimi salti, proprio salti d'acqua, che derivavano appunto queste acque e producevano di fatto con i mulini una forza per poter per la sopravvivenza proprio. Dopodiché con la rivoluzione industriale i mulini sono di fatto scomparsi, però sono nate in tutta la valle una quantità notevolissima di manifatture, e questi salti sono stati utilizzati per la produzione di energia elettrica. Oggi, ormai sull'Olona sono sparite praticamente quasi tutte le manifatture, completamente sparite. E oggi il fiume Olona, che peraltro ha riacquistato una naturalità veramente importante, è dedicato sostanzialmente alla irrigazione e al veicolare le acque di piena. Però questo è quando noi umani e la natura e il fiume andiamo d'amore d'accordo, ci muoviamo nella stessa situazione. L'Olona ha gli stessi problemi che viviamo a Milano con Seveso e Lambro, ad esempio, esondazioni, così come si lavora per evitare appunto queste cose. Ma rigorosamente sì, si è intervenuti, il demanio è intervenuto sensibilmente su tutta l'asta del fiume Olona, perché purtroppo dal dopoguerra, con delle urbanizzazioni estesissime di tutto il comprensorio provinciale, cioè da Varese fino praticamente a Milano, è chiaro che nell'alveo del fiume Olona sono convogliate un sacco di acque, soprattutto meteoriche, sull'alveo del Ciclo. È l'identica situazione del fiume Lambro. Questo si risolve risolto realizzando
soprattutto alla situazione. Quindi noi nell'Olona la fattispecie è stata realizzata una diga molto importante sul litorale di Varese, il Ponte Burone, che trattiene tutte le acque meteoriche che provengono dalla zona alta di Varese. Rilascia una certa quantità di acqua, 35 metri cubi al secondo, che va a sommarsi poi con tutti gli altri scarichi che provengono dai comuni di valle. Ultimamente è stata finanziata ed è in corso di realizzazione ed è quasi ultimata un'importantissima vasca di laminazione che comprende, realizzata nel territorio di San Vittore Olona, Canegrate e Parabiano. Però Giovanni Maria Indasio, da tecnico mi dice ha risolto parzialmente il problema. Poi però la comunità, noi abbiamo raccontato il Seveso, il Lambro, soprattutto le vasche di laminazione. Quando si parla di vasche di laminazione è un po' come il derby, Milan-Inter. Sì. Felici quelli che stanno sotto perché hanno risolto il problema, scontente la cittadinanza che vive lì dove vengono fatte a suo avviso. È questa però la soluzione. Ma allora c'è un discorso, sì, sono normalmente, ma questo è un po' un caso tipico. Io ho notato per esperienza personale negli ultimi 20-30 anni, qualsiasi attività che il territorio prevede, nel momento in cui già incomincia a pensarla, immediatamente viene osteggiata da qualsiasi comitato. Queste vasche hanno sofferto che hanno anche i loro motivi. Ma naturalmente, ognuno ha dei motivi più o meno legittimi, ci mancherebbe altro. Il problema è che il problema idraulico è un po' come Milano, no? Regolarmente no, però viene allegata dal Lambro e dal Seveso. Il problema idraulico purtroppo bisogna risolverlo, assolutamente, e non è che abbiamo molte alternative. Quindi, perché non ci abbiamo pensato prima? Perché non ci abbiamo pensato, era quello che dicevo, purtroppo l'urbanizzazione selvaggia dal dopoguerra a oggi ha causato questa situazione. D'altra parte, per di più c'è anche comunque questo cambiamento climatico che ha visto negli ultimi anni concentrarsi le precipitazioni in periodi brevissimi con quantità esagerate, perché sostanzialmente il meteorico, cioè come quantità, sono più o meno invariate. Il problema è che sono molto concentrate in periodi molto limitati. E infatti in questo siamo abituati nella cronaca, per esempio, a sentire parlare delle autorità del bacino del Po proprio su questi due estremi, no? Cioè gli shock costanti, cioè periodici tra siccità e inondazione. L'Olona in piccolo vive lo stesso disastro o ha un sistema di esattamente lo stesso disastro, identico. L'Olona è un fiume il cui alveo normalmente trasporta circa 2-3 metri cubi al secondo di acqua. L'Olona arriva anche fino a 100 metri cubi di acqua, con un alveo che ovvio non può portare 100 metri cubi. Ecco perché sono state realizzate una diga che rilascia una certa quantità più o meno modulata, e è necessario e indispensabile creare queste vasche di laminazione proprio per proteggere i comuni di valle. In realtà nella fattispecie queste vasche vengono realizzate sostanzialmente per proteggere Milano, è ovvio, cioè con queste vasche si risolvono i problemi. Questa è la visione, anche la contestazione in sé, più che legittima dei singoli comuni, però il problema va visto per preservare tutta la comunità. Oggi non faccio le vasche, allora Milano, ora. Insomma, vedi, ma anche qui, come prima diceva il sindaco Lorenzo Radice, manca una visione di insieme, insomma, Esatto, manca una visione di insieme. Purtroppo tante volte per difendere il nostro territorio, ma in modo più che legittimo, però perdiamo quello che è la visione di insieme. E purtroppo quando si parla di fiumi bisogna necessariamente una visione di insieme. Ora, per risolvere questo problema, queste vasche di laminazione, che è l'unico argomento soluzione a breve termine per evitare esondazioni, meglio per contenere le esondazioni, potrebbe essere risolto dai famosi progetti Spugna che regolarmente vengono finanziati. Perché tutto questo, cosa sono i progetti Spugna? I progetti Spugna, in parole povere, dovrebbero essere, che poi da noi in Italia è un po' entre le mani interpretati. Lo dice la parola stessa, spugna. La spugna assorbe e rimane. Quindi l'idea
più che legittima e ottima è quello di captare tutte le acque meteoriche che sono in eccesso e cercare di disperderle nel sito in cui insistono, dove piove. Io non devo mandare le acque verso valle, devo cercare di trattenere il più possibile e il territorio dovrebbe essere permeabile, disperdere queste acque che vanno ad arricchire la valle. Questo